Pensiero del giorno, sabato 31 agosto. Trasformare il buio in luce. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 21. Tutti i comandamenti di Gesù si riassumono in uno: amare Dio e il prossimo, vedere e amare Gesù. L'amore non è un mero sentimentalismo, ma si traduce in vita concreta, al servizio dei nostri fratelli e sorelle. Ed è attraverso questo amore che si apre in noi la sua luce, la luce di Gesù, secondo la sua promessa. A quelli che mi amano io mi mostrerò. L'amore è una fonte di luce. Amando comprendiamo meglio Dio, che è amore. E questo ci fa amare ancora di più e approfondire il rapporto con il prossimo. Questa luce, questa conoscenza amorosa di Dio è dunque il sigillo, la prova del vero amore. E può essere sperimentata in vari modi, perché in ognuno di noi la luce assume un colore, una sfumatura propria, ma ha caratteri comuni, ci illumina sulla volontà di Dio, ci dà pace, serenità e una comprensione sempre nuova della parola di Dio. È una luce calda che ci stimola a percorrere il cammino della vita in modo sempre più sicuro ed efficace. Anche se le ombre dell'esistenza rendono incerto il nostro cammino, anche se inoltre le tenebre ci bloccano, questa parola del Vangelo ci ricorderà che la luce è accesa dall'amore e che in un gesto concreto di amore, per quanto piccolo possa essere, una preghiera, un sorriso, una parola, è sufficiente a darci quel coraggio che ci permette di andare avanti. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del maggio 1999. Parola di vita, agosto. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.